Buonasera, sentite bene senza... questa sera è una sera importante perché il nostro ospite dal punto di vista delle neuroscienze, dal punto di vista scientifico, è veramente un ricercatore di altissimo valore. Credo che questa frase fatta, ormai obsoleta, pochi ma buoni, anche questa sera io la devo manifestare. È un po' un dolore, devo dire, personalmente, perché mi piacerebbe... È che Venezia purtroppo non è sede universitaria, c'è questa cosa molto bella delle riprese che poi i nostri relatori possono trasmettere alle loro scuole, e questa è una cosa molto importante che va a onore dell'Ateneo. Ma certamente voi sarete questa sera dei privilegiati, perché sentirete esporre da una figura di grande valore, esporre una patologia che è in questo momento una delle patologie più intense dal punto di vista della ricerca scientifica, delle neuroscienze in particolare, una delle patologie che più stanno permettendo l'evoluzione della ricerca medica, anche clinica poi, non solo di laboratorio, quindi siete dei fortunati. Questa sera è con noi il professor Roberto Bergamaschi, direttore scientifico della Fondazione Mondino di Pavia, neurologo, grande esperto di sclerosi multipla. Per me è stato, l'ho conosciuto oggi personalmente, è stato un grande onore, anche perché devo dire vediamo il mondo un po' allo stesso modo. Grazie. Vediamo il mondo. Io credo che la scienza sia libertà, cioè è la scienza che naturalmente concede la libertà al ricercatore, all'uomo di scienza. Ne parlavo con Roberto oggi. Sua Santità Dalai Lama ha sempre, adesso io non voglio fare politica religiosa, attenzione, però credo che l'uomo debba sempre cercare l'altrove, la nobiltà intellettuale, sia che sia una via scientifica, che sia una via filosofica, che sia una via religiosa, perché tutto arriva nel punto comune, che è quello della bellezza della conoscenza. Ecco perché Sua Santità è sempre così attento a parlare di scienza con i grandi neuroscienziati, perché in particolare le neuroscienze vanno a cercare la comprensione di quello che è il gesto più bello, no? È la coscienza, e capire i percorsi della coscienza credo che sia forse anche dal punto di vista estetico, scientifico, la cosa più straordinaria. Io la vedo così, ma penso che Roberto... Condivido pienamente. Ecco. Ormai abbiamo trovato una convergenza. Sì, che è proprio filosofica. Sì. Ecco, quindi siete, ripeto, decisamente fortunati in questa sede straordinaria, tra l'altro, e passo la parola al professor Bergamaschi. Grazie. Bene, buonasera a tutti, vi ringrazio veramente, ringrazio dottor Bollo, ormai l'amico Giorgio, per l'invito, per avermi consentito di parlarvi in questa splendida cornice. E quindi, come vi ho detto, io mi occupo di sclerosi multiple, infatti, come notate dalla mia affiliazione, stasera non ho la giacchetta di direttore scientifico del Mondino, ma quella del responsabile dell'unità di ricerca sclerosi multiple, perché è il tema che andremo a trattare. Il titolo del nostro incontro è Cosa c'è di nuovo, però direi che può essere opportuno, prima di parlarvi di cosa c'è di nuovo, contestualizzare un pochino questa malattia per chi magari non la conosce un po' meglio.
E quindi procederemo per una serie di domande che credo vengano abbastanza spontanee nel momento in cui si parla di una malattia. Quindi la prima cosa che ci si chiede è chi colpisce questa malattia. Quindi la malattia colpisce, prima di tutto, più frequentemente il genere femminile. Quindi in tutte le casistiche storiche le donne sono sempre state almeno il doppio rispetto agli uomini. Colpisce più frequentemente i caucasici, cioè i bianchi, un po' meno frequentemente gli asiatici, meno ancora gli africani, ed è una malattia che colpisce il giovane adulto, quindi generalmente l'esordio di malattia è intorno ai 20-40 anni. Poi, come sempre succede in medicina, possiamo anche avere degli estremi, quindi possiamo avere anche degli esordi molto tardivi, magari il primo sintomo clinico che si è manifestato oltre i 50 anni, ho visto anche degli esordi a 70-75 anni, come possiamo avere anche degli esordi estremamente giovanili. Mi è capitato di andare a vedere in pediatria una bambina di 4 anni con esordio di sclerosi multipla. È una malattia non rarissima, queste sono le cifre che riporta l'Atlante della sclerosi multipla. Scusatemi, alcune diapositive sono in inglese, però diciamo alcune fonti erano in lingua, quindi non potevo sostituirle. Comunque direi che si capisce il concetto generale, cioè che è una malattia non rarissima. Abbiamo circa 3 milioni di persone al mondo, probabilmente è stato superato questo dato, e abbiamo una serie di esordi di malattia praticamente ogni minuto. Venendo all'Italia, noi fruiamo dei dati di questa pubblicazione per noi molto importante, che esce annualmente a cura dell'AISM, che è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che si chiama Barometro della Sclerosi Multipla, dà un sacco di informazioni utilissime. E ad esempio, rispetto al numero di malati, vedete la stima di malati nel 2023 di circa 140.000 persone in Italia. Quindi, come vi dicevo, non si tratta di una malattia così rara come si potrebbe pensare. Infatti, se escludiamo le lesioni traumatiche, è la prima causa di disabilità neurologica del giovane adulto. Quindi, essendo una causa di disabilità in una persona giovane, questa ha anche chiaramente un forte impatto sociale e lavorativo. Quindi, purtroppo, le persone colpite da questa malattia, se non trattate, se non curate tempestivamente e adeguatamente, in una buona percentuale di casi accumulano una disabilità che condiziona anche proprio la loro efficienza a livello lavorativo e sociale. L'altra domanda direi che viene spontanea è, oltre a chi colpisce, anche dove colpisce dal punto di vista geografico. Questo è un altro elemento interessante, perché si tratta di una malattia che non è distribuita in modo omogeneo nel mondo, quindi ci sono aree del mondo dove è maggiormente rappresentata, altre dove è un po' più rara. Quindi vedete l'Italia, l'Europa, il Nord America sono aree dove la malattia è relativamente più frequente. Come colpisce la malattia? Detto in termini molto semplici, però poi ci sono dei meccanismi un pochino più raffinati. Comunque il bersaglio principale della malattia è la guaina mielinica, una sorta di guaina che riveste proprio i nostri nervi del sistema nervoso centrale, e quindi quando viene danneggiata questo fa sì che il nervo trasmetta l'impulso nervoso in maniera meno efficiente, o addirittura può essere interrotto la trasmissione. I meccanismi attraverso i quali viene colpita la mielina, poi in realtà tutto il cervello, quindi non solo la mielina, sono su base immunologica. Quindi sostanzialmente è una malattia legata al fatto che il sistema immunitario non funziona in modo adeguato, quindi funziona in modo autoaggressivo, e attraverso questo danno poi si evidenziano dei disturbi, dei sintomi. Senza entrare nei dettagli, sostanzialmente dobbiamo ricordarci che il sistema immunitario è proprio quel sistema che serve a proteggerci dagli attacchi esterni da parte di batteri, virus, eccetera. Quindi per qualche motivo il nostro sistema immunitario si confonde
e rivolge il proprio attacco contro una componente propria, quindi è il meccanismo delle malattie autoimmuni. In questo caso la componente propria, appunto la mielina e altri distretti del sistema nervoso centrale. Quindi la sclerosi multipla è una malattia, non possiamo dire propriamente autoimmune, perché nel caso delle malattie autoimmuni noi riconosciamo proprio gli anticorpi che vanno a colpire in autoaggressione un elemento del nostro organismo. Nella sclerosi multipla noi non abbiamo ancora individuato gli autoanticorpi, però sappiamo che il meccanismo è quello, per una serie di motivi di decorso di malattia, che è questo. Quindi sostanzialmente, posso anche indicare? Sì, vedete la freccia? Sì. Quindi sostanzialmente è una malattia il cui decorso è caratterizzato da una serie di alti e bassi, di ricadute e di riprese, che sono quelle che noi chiamiamo relapse o ricadute, appunto. Questi alti e bassi sono dovuti al fatto che ci sono delle infiammazioni del cervello, che un po' si accendono, poi si spengono, poi si riaccendono e quindi si traducono in disturbi. A un certo punto però si tende ad accumulare un difetto che è progressivo, quindi non si ha più questo andamento sali-scendi, ma si ha una progressione a quel punto costante e irreversibile. Quindi nella malattia avremo delle fasi, la prima che chiamiamo clinicamente isolata, quindi il primo sintomo, poi una fase in cui abbiamo le ricadute e le riprese e poi abbiamo un accumulo di disabilità progressivo e irreversibile. Quindi sostanzialmente se la persona non viene curata adeguatamente e tempestivamente, in storia naturale è quello che generalmente gli succede. Quindi mediamente dopo circa 10 anni si tende a accumulare una disabilità irreversibile, quindi anche le terapie cessano di poter esprimere la loro efficacia. È il motivo per cui bisogna cercare di fare la diagnosi il prima possibile e curare nel modo più adeguato. Da molti anni abbiamo la possibilità di fotografare questi fenomeni che vi ho descritti grazie alla risonanza magnetica. Quindi la risonanza magnetica ci può fotografare quei focolai di infiammazione che vi ho detto, che sono questi pallini chiari, che sono distribuiti nel cervello, sia nella parte che noi chiamiamo sovratentoriale, quindi la parte più alta, sia in quella sottotentoriale, il cervelletto e il tronco dell'encefalo, ma anche a livello del midollo. Il midollo fa sempre parte del sistema nervoso centrale. Inoltre la risonanza ci consente anche di vedere, somministrando un mezzo di contrasto al paziente endovena, se quella lesione che viene fotografata in quel momento, cioè nel momento dell'esame, è infiammata, perché assorbe mezzo di contrasto. Quindi la risonanza ci consente di andare a definire quella che noi chiamiamo disseminazione spaziale dei focolai, ma anche attività di malattia dal punto di vista infiammatorio. Altri danni che possono essere procurati dalla sclerosi multipla, oltre a questi focolai di infiammazione, sono anche la perdita di tessuto, quello che chiamiamo danno assonale, una specie di invecchiamento precoce dovuto al fatto che in questo contesto infiammatorio cronico il cervello è un po' più vulnerabile. Quindi oltre ad avere delle lesioni a focolaio focalizzato, abbiamo anche una perdita più diffusa del trofismo cerebrale. Tutto questo poi dal punto di vista clinico si può tradurre in tanti disturbi, quindi a seconda di dove vengono colpite le vie neurologiche noi avremo dei corrispondenti disturbi. Quindi se viene colpita una via del movimento, scusate, mi sto muovendo troppo nel mimarvi, quindi una via del movimento avremo conseguentemente magari una mancanza di forza in un arto, in due arti o agli arti inferiori. Se è una via sensitiva avremo dei disturbi di sensibilità, dei formicoli, se è una via visiva un calo della vista. All'inizio della malattia, all'esordio, proprio queste sono le manifestazioni più frequenti, proprio una triade. Quindi generalmente l'esordio, almeno a livello di probabilità è più frequente avere un disturbio motorio o sensitivo visivo o magari
anche degli insiemi di questi disturbi. Poi nel corso della malattia in realtà praticamente tutte le funzioni possono essere colpite, ripeto però se non curate. Qui continuiamo a parlare di storia naturale. Fortunatamente, lo vedremo dopo, adesso abbiamo delle cure che evitano, diciamo, questo andamento. Ora veniamo un po' al titolo del nostro incontro. Quindi, rispetto a queste conoscenze, cosa sta emergendo di nuovo negli ultimi anni, sia dal punto di vista dell'epidemiologia, cioè di come si distribuisce la malattia, delle cause, che secondo me è un tema molto molto importante, perché tra l'altro la causa della malattia è sempre stata sostanzialmente ignota, e delle nuove terapie. Dal punto di vista epidemiologico, una cosa che stiamo osservando in maniera assolutamente ineluttabile, lo vedete distribuita in tutto il mondo, vale sempre per tutte le aree geografiche, è che la malattia sta diventando più frequente, ovunque si vada. Poi ovviamente in Europa, dove abbiamo più caucasici, partiva da già molto frequente, diventa ancora più frequente, e così via, considerando gli altri continenti. Venendo alla nostra realtà italiana, questo è uno studio che abbiamo fatto, un gruppo di Pavia, di Milano, ma anche di Padova, visto che siamo qui vicini, e abbiamo visto che anche a livello italiano la prevalenza della malattia, cioè il numero di persone rispetto a un certo numero di abitanti che si ammalano di sclerosi multipla, vedete, è proprio in costante crescita. Questo è ancora più suddiviso, diciamo, per aree, perché appunto questo studio era un po' focalizzato sulle nostre zone, Pavia, Padova e Ferrara, e la Sardegna. Vedete, in qualunque delle nostre aree studiate più in dettaglio, la prevalenza è in costante e evidente crescita. Questa crescita però, e questo diciamo numero di malati, non è legata proprio alla latitudine, necessariamente solo alla latitudine e alla composizione di quelle popolazioni, perché se andiamo a vedere delle aree relativamente vicine, vedete queste della Norvegia, della Finlandia, quelle italiane, in Turchia, ci sono dei tassi di prevalenza, cioè, ripeto, il numero di malati, che variano molto. Quindi questa osservazione teniamocela a mente, perché effettivamente possono anche esserci delle aree vicine dove ci sono più malati o meno malati. Poi andremo a scoprire quale potrebbe essere la spiegazione di queste discrepanze. Un'altra cosa che stiamo notando è che rispetto a quello che vi avevo detto all'inizio, cioè che vengono ad ammalarsi maggiormente le donne, e nei vecchi studi erano 2 donne contro un maschio, questo rapporto sta spostandosi verso il 3-1, quindi non più 2-1 ma 3-1, quindi ancora di più le donne rispetto ai maschi. Questo è un altro studio che fa vedere proprio come il rapporto femmine e maschi nel corso degli anni è sempre più in incremento. Rispetto a questi studi anche noi avevamo partecipato a questo grosso studio italiano internazionale. Le considerazioni erano che verosimilmente non poteva esserci una spiegazione genetica di questo incremento, cioè i geni non cambiano nell'arco dei decenni, però quello che sicuramente cambia nell'arco dei decenni è l'ambiente. Incomincio a buttarvi lì questo elemento per pensare. Perché le donne, rispetto al loro contesto ambientale, hanno avuto un cambiamento nell'arco dei decenni, quindi hanno iniziato a essere a contatto per motivi lavorativi con altri tipi di sostanze, hanno smesso di essere solo casalinghe, hanno magari incominciato a fumare di più, a alimentarsi in modo diverso. Quindi questo è un elemento da considerare con attenzione dal punto di vista epidemiologico. E questo ci consente di agganciarci all'altro punto che volevo presentarvi e poi mi auguro discutere con voi sperando di suscitare un po' di curiosità e di stimoli alla discussione. Le cause. Quindi dicevamo, noi sappiamo che la sclerosi multipla è una malattia legata al fatto che il sistema immunitario a un certo punto si comporta in un modo inappropriato.
Questo determina dei danni della mielina e degli assoni e quindi dei sintomi. Ma perché il sistema immunitario a un certo punto si mette a diventare autoaggressivo? Probabilmente c'è una certa componente genetica, cioè un pochino di predisposizione legata ai geni c'è, ma sicuramente non parliamo di una malattia genetica. Quindi chi è malato di sclerosi multipla non deve preoccuparsi particolarmente per i propri familiari. Quindi l'altra possibilità è che ci siano dei trigger, cioè degli incontri con fattori ambientali che fanno sì che in quella persona questo incontro determini una risposta immunitaria alterata. Questi fattori ambientali sono stati ampiamente studiati e ovviamente per categorizzarli in modo molto grossolano noi possiamo pensare a fattori ambientali che sono infezioni, noi incontriamo degli agenti infettivi, oppure fattori ambientali non infettivi. Tra i fattori ambientali infettivi, quello che è stato da anni più studiato è l'Epstein-Barr virus, che è il virus che conosciamo un po' tutti, il virus della mononucleosi infettiva. È un virus un po' difficile da studiare dal punto di vista epidemiologico perché praticamente la stragrande maggioranza degli adulti nel corso della loro vita lo incontrano. Quindi almeno il 90-95% della popolazione ha incontrato l'Epstein-Barr virus. Quindi è difficile andare a vedere chi l'ha incontrato e chi non l'ha incontrato perché l'hanno incontrato tutti. Però alcuni studi già interessanti sono stati condotti sulle popolazioni pediatriche, quindi sui bambini che avevano in una percentuale minore incontrato l'Epstein-Barr, e si è visto che i bambini con sclerosi multipla avevano con maggiore probabilità gli anticorpi anti-Epstein-Barr, cioè avevano incontrato il virus, rispetto ai bambini non ammalati di sclerosi multipla. C'è stato poi uno studio recentissimo, che è stato pubblicato su Science, che è una delle riviste mediche più autorevoli in assoluto al mondo, che direi ha un pochino chiarito in maniera definitiva questo riscontro pregresso. Quindi questo è uno studio che è stato condotto da un gruppo di Boston, dell'Harvard University, capeggiato però da un nostro connazionale, Alberto Scherio, che è milanese ed è lì da 30 anni. Loro riescono a condurre degli studi molto interessanti perché dispongono dei dati dei militari americani, quindi parliamo di numeri enormi. Infatti loro partivano da 10 milioni di campioni sierici di adulti che facevano servizio attivo nelle forze armate. Sono andati a selezionare, quindi queste persone, quando erano assolutamente sane, iniziarono il servizio militare, man mano facevano i loro prelievi, sono andati a vedere quelli che poi nel corso della loro storia hanno sviluppato la sclerosi multipla. Quindi avevano tutti prelievi pregressi e quello in occasione della diagnosi. E li hanno matchati, come si suol dire, hanno fatto un confronto per sesso e età con altri militari che invece non avevano sviluppato la sclerosi multipla. E hanno visto che quelli che avrebbero nella loro storia sviluppato la sclerosi multipla avevano incontrato l'Epstein-Barr virus con una probabilità, quindi avevano una presenza di anticorpi anti-Epstein-Barr aumentata di 32 volte rispetto a chi non aveva malattia. Quindi l'incontro col virus aveva aumentato enormemente la probabilità di ammalarsi di sclerosi multipla, cosa che per una sorta di controllo non si è osservata per un altro virus molto diffuso, il citomegalovirus. Quindi la conclusione, poi sono stati fatti, adesso io non entro in ulteriori dettagli, sono stati fatti ulteriori studi con dei biomarcatori di malattia che si è visto appunto che in chi si era esposto a Epstein-Barr erano molto più rappresentati di chi non aveva la sclerosi multipla. Però la conclusione è che molto probabilmente l'incontro con Epstein-Barr è un trigger fondamentale per sviluppare la malattia.
Questo però non vuol dire che tutti quelli che incontrano Epstein-Barr abbiano una sclerosi multipla, quindi la sclerosi multipla la possiamo considerare una complicanza rara di una malattia infettiva molto frequente. Quindi perché poi solo qualcuno di quelli che incontra Epstein-Barr svilupperà la sclerosi multipla? Andiamo a vedere quali altri fattori potrebbero esserci. Abbiamo detto un pochino la predisposizione genetica, quindi comunque è una concomitanza un po' di sfortune, avere un po' tutto insieme nel momento sbagliato della vita. Quindi fattori genetici, una minima predisposizione. Sicuramente l'incontrare l'Epstein-Barr, però evidentemente ci sono altri fattori che noi siamo andati a studiare negli anni. Uno dei più studiati è la vitamina D. La vitamina D è una vitamina molto importante per l'equilibrio del sistema immunitario. In realtà è un insieme di vitamine, sono dei proormoni che noi assumiamo con la dieta. Quindi ci sono alimenti particolarmente ricchi di vitamina D, i latticini, i pesci grassi, altre sostanze, formaggi. Però perché la vitamina D sia biologicamente attiva, quindi perché funzioni, dobbiamo anche esporci ai raggi ultravioletti. Quindi è importante, oltre ad assumere con gli alimenti, l'esposizione alla luce sostanzialmente. E in effetti, se andiamo a vedere quella mappa che avevamo visto all'inizio di distribuzione disomogenea della malattia, possiamo anche notare che le aree dove c'è più malattia sono anche quelle dove l'incidenza dei raggi solari è un po' meno diretta. E in effetti si è visto anche da varie meta-analisi. Meta-analisi sono degli studi che mettono insieme tanti studi diversi in modo da rendere più consistente la numerosità. Praticamente tutti gli studi hanno visto che i malati di sclerosi multipla tendono ad avere dei livelli di vitamina D un po' più bassi rispetto al normale. Anche noi abbiamo fatto uno studio non focalizzato sull'associazione tra livelli di vitamina D e malattia, ma piuttosto tra livelli di vitamina D, esposizione solare e gravità di malattia. Quindi abbiamo diviso i nostri pazienti in quelli che avevano la malattia più grave attraverso una scala che si chiama MSSS, che non sto a descrivere, comunque che avevano una sclerosi multipla più grave rispetto a quelli che l'avevano molto lieve. Quelli che l'avevano lieve avevano livelli di vitamina D più alti e un numero di ore di esposizione alla luce solare più elevata. Questo non vuol dire necessariamente che la bassa vitamina D e la bassa esposizione solare sia associata alla sclerosi multipla, perché potrebbe anche essere vero il contrario. Cioè il malato con sclerosi multipla grave probabilmente diventa più sedentario, esce meno, magari si alimenta in maniera meno corretta. Però quelle forme, se ricordate che abbiamo chiamato CIS, cioè clinicamente isolate, il primo sintomo, si è visto al primo sintomo che se noi andavamo a dividere le persone con bassi livelli di vitamina D, la curva rossa, rispetto a quelle con alti livelli di vitamina D, la curva verde, la probabilità che questi avessero delle ricadute, cioè che avessero una malattia più conclamata, era maggiore per quelli che partivano a livelli bassi di vitamina D. Quindi probabilmente questa condizione favorisce lo sviluppo della malattia. Quindi parlando di vitamina D, vi ho detto ci sono dei cibi più ricchi, dei cibi meno ricchi e quindi andiamo a parlare anche di cibo, inevitabilmente. Anche i cibi hanno il loro ruolo. I cibi possono essere grossolanamente divisi in cibi antinfiammatori e proinfiammatori, la cosiddetta dieta occidentale, la Western Diet. I cibi antinfiammatori sono quelli un po' che conosciamo bene, sono quelli più sani, quindi grassi vegetali, frutta, verdura, pesci, carni bianche, viceversa. Le cose generalmente più buone sono quelle più proinfiammatorie, spartiacque è quello, quindi carni rosse, anche i cibi molto industrializzati, molto
trattati dal punto di vista industriale, sono più pro-infiammatori. Le classiche merendine dei bambini sono molto pro-infiammatori. Anche qui, se andiamo a vedere quelle mappe di distribuzione di malattie, notiamo una cosa abbastanza preoccupante, cioè che dove c'è maggior distribuzione di malattie, guarda caso, sono proprio le aree dove c'è maggior consumo di carne e dove ci sono delle diete più ricche di calorie. Tra l'altro ci sono numerosissimi studi, qui ve ne ho riportati solo alcuni, ma sono centinaia, che hanno messo in evidenza come ci sia un'associazione tra obesità, soprattutto obesità giovanile, infantile, e rischio di sclerosi multipla. Quindi c'è proprio un rapporto tra il BMI, tra il volume corporeo e la sclerosi multipla. Noi abbiamo pubblicato proprio recentissimamente uno studio con le colleghe di Scienze dell'Alimentazione, dove siamo andati a testare il tipo di abitudini dietetiche di un buon numero di pazienti, e quindi per capire quelli che erano orientati ad assumere cibi più pro-infiammatori rispetto a quelli antinfiammatori. E si è visto, scusate, sono andato troppo avanti, che quelli che consumavano maggiormente i cibi ultraprocessati, dolciumi, snack, eccetera, eccetera, avevano una forma di sclerosi multipla significativamente più grave. Quindi questo riscontro potrebbe indurci a suggerire al paziente con sclerosi multipla anche di fare una certa attenzione rispetto alla sua alimentazione, cosa che comunque è salutare per tutti, anche se magari poco soddisfacente. Sempre per rimanere in questo ambito, quindi il tipo di dieta, il tipo di alimentazione può avere sicuramente un rapporto con la sclerosi multipla legato proprio al fatto diretto, cioè del fatto che ci siano dei cibi che favoriscono l'infiammazione. Qui parliamo, come vi ho detto all'inizio, di una malattia infiammatoria, quindi tutto quello che la favorisce non può che essere nocivo. Però un'altra via attraverso la quale il tipo di alimentazione potrebbe agire è sul microbiota, che ormai è un tema molto di moda, non si può non trattarlo, ma anche nella sclerosi multipla è così. Quindi un'alimentazione inappropriata può determinare una cosiddetta disbiosi, cioè alterare sia la composizione dal punto di vista qualitativo che numerico del nostro microbiota. Il microbiota è l'insieme di tutti quei microorganismi che popolano il nostro intestino, non solo l'intestino in realtà, anche il polmone ha il suo microbiota. Diciamo una presenza consistente, noi ovviamente non ce ne rendiamo conto, però mediamente ciascuno di noi porta nel suo intestino circa 1-2 chili di microorganismi, che sono comunque protettivi, sono utili, ci proteggono da aggressioni, da sostanze tossiche, ci aiutano ad avere una migliore funzione dal punto di vista gastrointestinale. Tra l'altro il microbiota, anche qui non mi addentro in particolari troppo tecnici, però vi posso dire, ci sono numerosi studi che mettono in relazione la composizione del microbiota intestinale con la funzione del sistema immunitario. Quindi certe alterazioni del microbiota portano a loro volta a una composizione più pro-infiammatoria delle cellule immunitarie, e quindi si è proprio ipotizzato che alterazioni delle disbiosi possono favorire l'infiammazione. Quindi la disbiosi potrebbe essere un altro elemento. A sua volta la disbiosi può essere legata a fattori genetici, come abbiamo detto, fattori ambientali, soprattutto la dieta occidentale, ambientali dietetici, ma anche all'età, quindi col passare degli anni ci possono essere delle alterazioni del microbiota. Interessante, vi faccio notare questo studio che è stato veramente, secondo me, molto interessante, ormai di qualche anno fa, a proposito di come varia la composizione del microbiota a secondo dell'alimentazione. Qui sono state studiate e rilevate le composizioni delle famiglie microbiche intestinali
di bambini del Burkina Faso e di bambini occidentali, erano principalmente i bambini di Firenze, comunque anche di altri centri. Quindi direi un confronto molto, molto netto. Burkina Faso merendine probabilmente ne vedono poche e di là invece un po' di più. Quindi si è visto che i bambini del Burkina Faso avevano una composizione microbiotica particolarmente ricca di microrganismi di tipo antinfiammatorio. Nella torta sono quelli rappresentati in verde. Mentre nei bambini occidentali fiorentini c'erano tanti microrganismi di tipo pro-infiammatorio che favorivano l'infiammazione, sono questi effetti della torta un po' più sul rosso. Altro elemento legato alla nostra condizione ambientale occidentale, ma non solo, è il fumo, l'abitudine al fumo. Anche qui ci sono tantissimi studi, molte meta-analisi, ve ne presento solo una, che ci fanno vedere come tra i malati di sclerosi multipla ci siano più fumatori rispetto ai non malati, quindi un 50% in più. Anche qui possiamo chiederci cosa viene prima. È il fumo che può determinare o favorire la malattia, oppure viceversa il malato di sclerosi multipla tende ad avere una vita appunto più sedentaria, indulge più facilmente nel fumo perché non ha tante altre soddisfazioni, se vogliamo, soprattutto se è in fase avanzata di malattia. Anche qui però ci danno una spiegazione gli studi sulle forme d'esordio, un po' come il discorso che facevamo sulla vitamina D. Quindi i pazienti all'esordio divisi in fumatori rispetto a non fumatori, i fumatori avevano una probabilità molto più elevata di aver ricadute di malattie, quindi di vedere fin dall'inizio la loro malattia evolversi. Quindi probabilmente è un fattore che da subito contribuisce allo sviluppo della malattia. Quindi, sapendo, ma lo sappiamo da tanti studi, ora vi hanno mostrato solo una meta-analisi, ma tutti sono andati nella stessa direzione, che il fumo è associato a un maggior rischio di sclerosi multipla o di evoluzione più sfavorevole di malattia, viene da chiedersi, a noi è venuto da chiederci qualche anno fa, ma è un problema legato alla nicotina o ai prodotti di combustione della sigaretta? La nicotina verosimilmente non è accusabile, anzi. Questo è uno studio un po' particolare, che vabbè in Italia non riusciremo a condurre, però è stato condotto nei paesi nordici dove l'abitudine di sniffare il tabacco è ancora presente. Quindi era possibile confrontare popolazioni di sniffatori di tabacco, quindi dove non c'era combustione, rispetto ai fumatori. E si è visto che gli sniffatori di tabacco avevano un minore rischio di sviluppare la malattia addirittura rispetto a quelli che non avevano approccio con la nicotina. Questo riscontro non è strampalato, se vogliamo, perché effettivamente la nicotina ha un effetto antinfiammatorio, è una sostanza antinfiammatoria, quindi potrebbe essere addirittura protettiva rispetto a malattie come la sclerosi multipla. Sicuramente non la si può consigliare come terapia perché poi ha tutti dei danni di tipo cardiocircolatorio che conosciamo bene. Però potrebbe essere un modo di passare per un fumatore con sclerosi multipla, magari il cerotto alla nicotina per abituarlo poi a smettere di fumare. Quindi dicevamo, partendo dagli studi sul fumo di sigaretta, abbiamo escluso la nicotina tra gli indagati e rimane la combustione. Dal momento che il fumo di sigaretta con i suoi prodotti di combustione potrebbe essere legato a un maggior rischio di malattia o di evoluzione sfavorevole, abbiamo fatto qualche anno fa un salto successivo, ci siamo chiesti ma allora anche l'air pollution, l'inquinamento atmosferico potrebbe giocare un ruolo negativo per la sclerosi multipla. E quindi negli ultimi anni si sono fatti studi in questo senso e si è studiata appunto l'air pollution. Air pollution che vuol dire un po' di tutto, quindi non è che stiamo parlando di una sostanza specifica.
Si tratta di un aerosol che noi andiamo a respirare, che contiene varie sostanze tossiche, tra le quali quelle che stanno diventando più note. Quando ho iniziato a parlarne anni fa dovevo spiegare cos'era il PM. Ormai tutti credo sappiano che PM corrisponde alle polveri sottili, particulate matter, con queste sigle 2,5, 10, 1 che corrispondono al diametro delle particelle che vengono inalate, quindi sono proprio i diametri di queste particelle. Questo inquinamento atmosferico, principalmente rappresentato dal PM, può essere di natura, può essere prodotto dalla natura, diciamo, quindi può essere conseguenza di incendi, di eruzioni vulcaniche, però purtroppo il maggiore produttore al mondo di PM e di altre sostanze da air pollution è l'uomo, quindi è una produzione antropica attraverso il riscaldamento domestico, le attività industriali, i nostri carburanti, le attività in agricoltura, quelle sono molto pesanti. E tra l'altro abbiamo dei report veramente inquietanti. Questo è appena stato pubblicato in settembre, un report che è stato ripreso dal Guardian, dove praticamente si dimostra che 98%, quindi tutti gli europei respirano aria inquinata, con un certo numero di morti all'anno che sono direttamente riconducibili all'inquinamento. L'area più inquinata in Europa è la Macedonia del Nord, con Skopje, e in genere l'Europa orientale con la Polonia. L'unica eccezione, ahimè, è l'Italia e soprattutto la pianura padana, sappiamo bene anche per questioni geografiche, quindi abbiamo poco vento, abbiamo le Alpi che bloccano tutto. I più anziani di noi possono ricordare un personaggio, adesso faccio un aneddoto, che in una trasmissione televisiva ha proposto di fare un buco nel Turchino, nel passo del Turchino. No, era credo Tortora, era la trasmissione di Tortora, secondo me. Portobello. Era una cosa che è stata presa, no, come, però aveva la sua vaga base. Esatto, ci avrebbe liberato forse da un po' di smog. E niente, quindi noi della pianura padana siamo particolarmente sensibili a questo tema. Questa è la mappa proprio che dimostra graficamente come la pianura padana sia veramente, insieme alla Macedonia, alla Polonia, tra le aree più inquinate d'Europa. E appunto, proprio parlando di pianura padana, proprio qui nella provincia di Padova, il gruppo di Paolo Gallo ha condotto uno studio dove è andato a vedere le relazioni tra la prevalenza di sclerosi multipla e l'inquinamento, i livelli di inquinamento della provincia, e ha trovato che c'era una relazione, quindi dove c'era più inquinamento c'era anche più sclerosi multipla. Ha trovato anche una relazione diretta, questa linea, che tra sclerosi multipla e livello di urbanizzazione, quindi direi un dato. In parallelo, senza ci fossimo parlati, benché ci conoscessimo bene, anche noi in provincia di Pavia stavamo conducendo uno studio analogo. Quindi siamo andati a vedere i livelli di PM2,5 rispetto alla prevalenza di sclerosi multipla nella provincia di Pavia. Tra l'altro, andando a vedere questi dati divisi per i 188 comuni della provincia, quindi abbiamo fatto un'analisi dal punto di vista statistico piuttosto sofisticata con dei modelli bayesiani. Allora, le mappe sono abbastanza facili da leggere dal punto di vista cromatico, cioè quanto più è scura l'area, che è il comune, tanto più è presente in questo caso la sclerosi multipla. Vedete, c'è maggiore presenza soprattutto nelle aree centro-nord della provincia, l'area sud è più chiara, quindi c'è meno sclerosi multipla. Lo stesso abbiamo fatto per i livelli PM2,5, qui divisi in terzili, vedete proprio nettamente l'area nord era più scura, l'area nord della provincia è quella che si affaccia sulla provincia di Milano, proprio dove c'è molta industrializzazione e urbanizzazione. Quella intermedia e quella inferiore più chiara.
Abbiamo fatto un match proprio delle due mappe con dei metodi statistici e appunto abbiamo trovato che sostanzialmente avevamo una grossa area molto chiara per tutto, quindi voleva dire c'era poca sclerosi multipla e poco inquinamento. Voi non potete conoscere la geografia della nostra provincia, ma posso dirvi che questo limite è esattamente l'Oltrepo Pavese. Quindi sotto quell'area lì noi abbiamo solo colline, solo vigneti, non abbiamo industrie, poco inquinamento e abbiamo poca malattia. Quindi per concludere direi che abbiamo messo insieme un po' di tasselli sul discorso delle cause. Quindi in realtà non c'è una causa specifica della malattia, probabilmente mai la troveremo, perché molto probabilmente è un concorso di cause, come vi dicevo, per le quali una persona un po' più sfortunata mette insieme il fatto che è un po' più predisposta, che incontra l'Epstein-Barr virus e che incontra magari dei fattori ambientali che fanno sì che il sistema immunitario si confonda e vada ad attaccare una propria componente. Quindi dal momento che abbiamo tra le varie cause, una predisposizione genetica, l'incontro con virus e l'ambiente, andiamo a vedere cosa potremmo fare per prevenire la malattia. Sicuramente al momento è fantascienza pensare di modificare la genetica. Sul discorso Epstein-Barr si sta pensando, effettivamente, alla luce degli ultimi dati si stanno facendo delle valutazioni in alcune nazioni, c'è stato uno studio in Australia di costo-beneficio per valutare quanto potesse essere vantaggioso vaccinare tutta la popolazione contro l'Epstein-Barr. Però chiaramente qui entrano dei discorsi di sanità pubblica, di spese, di impegni che non sono facili da risolvere. Sull'ambiente qualcosa possiamo cercare di fare, perché in effetti tutti questi vari fattori che abbiamo visto in qualche modo potrebbero essere correggibili. Sulla vitamina D si è visto, ad esempio, ancora una volta in uno studio americano, sempre del gruppo di Alberto Ascherio, anche qui, loro lavorano su numeri enormi, hanno questa grande fortuna come epidemiologi, quindi 200.000 nurse americane. Le hanno fatte entrare in un programma dove un certo numero non prendeva nulla, un altro numero faceva un'implementazione di vitamina D media e un'altra quota veniva implementata con vitamina D alte dosi. Le hanno seguite negli anni, non solo per la sclerosi multipla, per vedere lo sviluppo di eventuali altre patologie. E hanno visto che quelle che erano capitate nel gruppo con maggiore implementazione di vitamina D, nella loro vita successiva avevano meno probabilità del 40% di sviluppare la sclerosi multipla. Quindi già una correzione dei livelli di vitamina D potrebbe essere un aiuto. Noi la implementiamo in chi è già malato, quindi il suggerimento che diamo sempre nei mesi invernali, cioè quando abbiamo poca esposizione solare e praticamente sempre noi al nord abbiamo bassa vitamina D, consigliamo di implementarla. A conferma di questo c'è anche questo studio norvegese. Vi ricordate che avevo fatto vedere che in certe aree che sembrano vicine magari c'è una zona con più sclerosi multipla e un'altra con meno? Qui confrontavano una popolazione norvegese della costa rispetto a quelle dell'interno. Quelli della costa mangiavano più pesce, più ricco in vitamina D, sviluppavano meno sclerosi multipla. Questo è un altro discorso sulla supplementazione che è associato a un minor rischio di ricadute, altri lavori sul fatto che una maggiore esposizione ai raggi ultravioletti fosse associata a un minore rischio di malattia. Quindi un po' di implementazione di vitamina D, un'attenzione a certi cibi ricchi di vitamina D e l'esposizione alla luce, quindi stare all'aria aperta, potrebbe essere già un suggerimento utile. Sul discorso dei cibi, questo è uno studio che era stato condotto in Italia, gruppi piccoli, comunque interessanti, erano solo 2 gruppi di 10 pazienti, 10 assumevano una dieta libera, diciamo occidentale, e 10 invece erano stati convinti a utilizzare solo una dieta ricca di verdure,
basso contenuto di grassi, eccetera. Si è visto che prima di tutto tra i due gruppi c'era una differenza nella composizione del microbiota, ma soprattutto si è visto che quelli che assumevano la dieta, diciamo, ricca di vegetali rispetto alla Western Diet avevano un minor rischio di accumulare disabilità, che noi andavamo a misurare con queste scale di SS, e un minor rischio di aver ricadute. Quindi questo può essere un altro elemento da tenere presente. Sull'obesità sicuramente dobbiamo fare qualcosa soprattutto per i ragazzini, quindi cercare di evitare che assumano dei cibi come quelli che ci siamo detti e anche cercare di fare attività fisica. L'attività fisica è riconosciuto ormai ampiamente come un elemento importante per convivere meglio con la malattia. Prima ci dicevamo con Giorgio, quando studiavamo noi, purtroppo nel momento in cui veniva posta una diagnosi di sclerosi multipla, il medico di base diceva subito: devi riposarti, devi stare tranquillo, non devi fare nulla, devi tesaurizzare le tue forze, eccetera. Negli anni si è imparato, per fortuna, che l'attività fisica promuove proprio la plasticità del cervello, quindi fa sì che il cervello si difenda meglio, sia meno vulnerabile, e quindi noi proprio promuoviamo l'attività fisica per quello che il paziente riesce a fare. Noi abbiamo condotto uno studio, secondo me piuttosto bello, ci ha dato molte soddisfazioni, con dei gruppi di pazienti che hanno fatto Nordic Walking, cioè la camminata nordica con i bastoncini. Li abbiamo studiati con i colleghi di Scienze dell'Alimentazione, quindi hanno fatto tutti dei test di valutazione sulla tolleranza alla fatica, su varie performance fisiche prima e dopo questo training. Hanno fatto 3 mesi di allenamento, 2 volte alla settimana. Praticamente il 90% dei pazienti sono arrivati alla fine, che è una cosa, quella che noi chiamiamo compliance. L'aderenza al trattamento è stata elevatissima. Sì. In studi dove ci sono di mezzi farmaci la compliance è molto più bassa, quindi vuol dire che si stanno trovando bene, volevano andare avanti a farlo, e anche le valutazioni diciamo imparziali con dei test fisiologici di attività fisica, di performance fisiche, hanno mostrato un notevole miglioramento. E quindi sicuramente è una cosa da promuovere. Tra l'altro il Nordic Walking per un malato di sclerosi multipla che ha già magari un pochino di disabilità è particolarmente indicato, perché visto motorio, sì. Muove tutto prima di tutto, e poi ha i 2 appoggi, quindi se c'è un po' di disabilità comunque si sente più sicuro. Quindi noi stiamo promuovendo. Questo posso dire è abbastanza rivoluzionario, no? Questo. Sì, è stato uno dei primi studi con Nordic Walking. Ci siamo molto dedicati. È un'importantissima novità. Abbiamo trainato proprio degli istruttori di Nordic, hanno preso il brevetto, sempre di scienze motorie, e hanno accompagnato questi pazienti che adesso non vedono l'ora di fare il secondo ciclo. Sì. E niente, qui ci sono vari studi, anche su riviste autorevoli, che hanno mostrato come effettivamente, sia nel modello animale che nell'uomo, l'attività fisica promuova la reimmunizzazione. Sul fumo di sigaretta direi che già i dati che vi ho mostrato vi hanno fatto capire che effettivamente è una sostanza nociva che deve essere evitata. Evitata per ridurre il rischio di malattia, ma anche chi è già ammalato può avere dei benefici nel sospendere. Quindi si è visto che tra gli ammalati di sclerosi multipla, quelli che non avevano mai fumato sicuramente erano quelli che andavano meglio, cioè che avevano meno rischio di andare in progressione di malattia, ma comunque riducevano il loro rischio anche quelli che smettevano di fumare. Quelli che continuavano invece avevano un rischio maggiore. Ed è vero anche il contrario, appunto. In uno studio dove si consideravano solo i fumatori, si è visto che quelli che smettevano di fumare avevano un andamento di malattia migliore rispetto a quelli che continuavano. Poi, come dicevamo, c'è l'inquinamento atmosferico. Su quello purtroppo non è nel nostro potere ridurlo. Ci sono tutta una serie di indicazioni da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre l'inquinamento. C'è
Pollution Zero Project europeo, che dovrebbe ridurre per il 2030, azzerare per il 2050 le emissioni. Ahimè in Italia c'è poca sensibilità, almeno a livello politico. Per chiudere, molto velocemente sulle terapie, poi appunto sono a disposizione delle vostre domande. La novità è che disponiamo di tante terapie, per fortuna, rispetto ai primi anni, a quando abbiamo iniziato noi a studiare la medicina. Quindi fino a un po' di anni fa noi avevamo solo terapia della fase acuta, cioè quando il paziente era in ricaduta si dava il cortisone, questo si usa ancora, oppure si usavano delle terapie sintomatiche, cioè quando c'erano dei danni residui si usavano dei farmaci sintomatici per cercare di far convivere il meglio possibile il paziente con i danni. Dalla fine degli anni 90 abbiamo iniziato a usare le terapie modificanti il decorso, quindi non siamo passati dall'attendere e vedere cosa succedeva all'anticipare, quindi usare delle terapie che prevengono quell'andamento a ricadute, quindi possibilmente vanno date proprio fin dall'inizio. Non sto a descrivervele tutte, se poi qualcuno ha una curiosità specifica, senz'altro possiamo entrare nel dettaglio, ma non volevo annoiarvi con questi aspetti un po' troppo tecnici. Comunque è giusto per darvi un'immagine di quante terapie nel corso degli anni siamo andati ad acquisire nel nostro panorama terapeutico. Quindi al momento ormai abbiamo almeno una quindicina di trattamenti con varie modalità che sono in grado di prevenire l'evoluzione sfavorevole di malattie. Quindi avendo tante terapie, quello che noi dobbiamo fare insieme al paziente ovviamente è cercare di capire quando è il momento di trattare, chi trattare e come trattare. Il momento giusto, qui ci sono tanti studi sulle forme d'esordio, è che prima si tratta meglio è. Quindi anche per la sclerosi multipla c'è una finestra terapeutica un po' come per lo stroke, che bisogna fare la trombolisi prima possibile se c'è uno stroke. Quindi nella fase iniziale è l'ideale, perché anche per la sclerosi multipla vale appunto quello che si è sempre detto per lo stroke, cioè time is brain. Quanto prima si interviene tanto è meglio per il cervello. Il paziente giusto, dal momento che abbiamo una quindicina di terapie, a mio avviso, non solo, anche di tanti colleghi, deve essere un pochino commisurato proprio al paziente. La scelta della terapia deve essere veramente una cosa condivisa pienamente, perché tutte le terapie, come immaginerete bene, hanno i loro pro e contro. Purtroppo non c'è una terapia super efficace, super tollerata, eccetera. Quindi bisogna ragionare un po' paziente per paziente, qui entriamo un pochino nel discorso della terapia personalizzata, che è quello verso il quale deve orientarsi la medicina. Quindi prima di tutto dobbiamo pensare a come potrebbe andare il nostro paziente. Ci sono una serie di elementi che vedete qui raccolti in queste tabelline, che ormai sappiamo, quindi ci sono aspetti clinici, caratteristiche della persona, biomarcatori, esami strumentali, la risonanza, soprattutto ci possono dire già in fase iniziale quale potrebbe essere la prognosi, cioè la previsione di evoluzione della malattia di quel paziente. Quindi ci sono pazienti che già mettendo insieme i vari tasselli ci fanno pensare che dovrebbero comunque andare abbastanza bene, altri che invece sembrano partire con una malattia più aggressiva. Quindi sicuramente tutti gli elementi prognostici vanno tenuti presenti e vanno studiati bene. Poi c'è anche la tipologia del paziente. È il paziente che deve sulla propria pelle trovarsi una terapia con la quale convivere, quindi capire bene insieme, ovviamente condividendo, quale può essere la sua propensione a rischiare di più, di meno, accettare gli effetti collaterali rispetto al rischio di evoluzioni più sfavorevoli. Ogni persona ha proprio il suo vissuto. E poi ovviamente dobbiamo considerare le caratteristiche delle varie terapie che abbiamo, quindi ne abbiamo generalmente quelle più efficaci, sono quelle anche che espongono un po' più ai rischi, quelle relativamente meno efficaci sono anche quelle più sicure, quindi bisogna un po' ragionare su questo bilancio.
perché al momento purtroppo, devo dirvi, non abbiamo una terapia ideale, cioè che su un asse dell'efficacia e della facilità di gestione, intesa come sicurezza, effetti collaterali, maneggevolezza, sia perfetta. Quindi abbiamo terapie, come vi dicevo, di efficacia relativamente bassa, però molto facile da gestire, altre terapie, soprattutto i farmaci biologici, che sono estremamente efficaci, però richiamano un pochino di attenzione nella gestione. Quindi un approccio potrebbe essere per i pazienti con prognosi favorevole, che comunque non sembrano avere una malattia particolarmente aggressiva da subito, stare su farmaci più sicuri. Per pazienti invece con forme un po' più vivaci, meglio bloccarle fin dall'inizio, condividendo con loro il fatto che magari la gestione è un po' più difficile, perché bisogna fare ad esempio delle somministrazioni endovenose periodiche, controllare spesso gli esami, eccetera. Comunque generalmente proprio la condivisione aiuta molto la scelta insieme della strategia. Quindi con questo direi possiamo finire. Ringrazio veramente di cuore per avermi invitato e per questo gemellaggio Pavia-Venezia, che mi auguro possa continuare anche in direzione bidirezionale. Certo. Ecco, prima di aprire la discussione, che siamo convinti ci sarà e ci teniamo molto, volevo ringraziare il professor Bergamaschi, perché la chiarezza incredibile, straordinaria, è frutto della conoscenza. Lui lo ha dimostrato questa sera, lo ringrazio veramente di cuore. È molto importante, anche perché questo è un campo dove maggiori negli ultimi 10 anni, 15 anni, dimmi se sbaglio, maggiori sono stati gli avanzamenti anche in chiave terapeutica. Sì, sì. Quindi è veramente visto da quelle. Certo, e quindi è proprio una fucina di idee a livello di ricerca clinica e di laboratorio, a parte il fascino, chiaramente, tutto ciò che riguarda il cervello. Lo avvicinerei, questo avanzamento, alla cardiochirurgia, ad esempio, quelle branche chirurgiche. Appunto sono un chirurgo e quindi mi viene da accomunare questi due progressi incredibili, no? Una cosa, faccio io una domanda al professor Bergamaschi per quanto riguarda i fattori ambientali. Anche questo è qualcosa, questa consapevolezza è rivoluzionaria, perché fino a non molti anni fa non si pensava che l'ambiente potesse incidere anche su questa malattia. Ne abbiamo parlato oggi. Noi abbiamo in Veneto questo grosso problema dell'inquinamento dell'acqua nelle falde acquifere, ci ricordiamo i FAS che stanno dimostrando. Ecco, potrebbe essere uno spunto di studio per capire se anche l'inquinamento idrico possa portare poi a un incremento della prevalenza di questa malattia. E adesso aspettiamo i vostri contributi. Sì, magari rispondo a lui e poi, scusi. Sì. No, sicuramente è uno spunto di studio, non l'ho presentato perché effettivamente finora non ci sono studi sulla relazione tra l'inquinamento delle acque e sclerosi multipla, ma è talmente uno spunto di studio che noi l'abbiamo già considerato in una proposta di un progetto europeo che auguriamo che venga finanziato, dove intendiamo analizzare veramente a 360 gradi tutti gli inquinanti, quello che ormai adesso con un termine di moda viene definito esposoma, cioè tutto quello delle esposizioni. Quindi andremo a studiare diciamo quei fattori che già abbiamo conosciuto abbastanza bene, quindi le abitudini alimentari, l'inquinamento atmosferico, ma anche l'inquinamento delle acque e del suolo. Quindi vogliamo proprio approfondire questo aspetto, perché ahimè ci aspettiamo di trovare anche in questo ambito delle relazioni. Tra l'altro è importante che il discorso delle microplastiche, noi con dei farmacologi abbiamo messo nel nostro progetto anche l'analisi di indicatori di presenza di microplastiche.
perché potrebbero fungere a loro volta da fattori proinfiammatori. Prego, signore. Sì, io volevo chiedere, lei ha parlato della relazione probabile tra la mononucleosi e la sclerosi multipla. Vorrei chiederle, c'è una relazione tra l'entità della gravità della mononucleosi o è solo, diciamo così, è proprio un contatto? È proprio l'incontro col virus. Col virus, per sì. cui anche le forme più lievi, sì. inapparenti, potrebbero dare comunque... Vabbè. Sì, sembra che l'incontro col virus nella stragrande maggioranza dei casi sia necessario, perché ci sia... Poi non è necessariamente che porti alla malattia, però se si ha la malattia quasi sempre si è incontrato il virus. Prego. Proprio per fare una domanda specifica, siccome... Grazie. Allora, io 40 anni fa mi sono beccato un Epstein-Barr un po' cattivo con screzio epatitico e diagnosticato tardi. Ecco, volevo sapere se c'è una relazione temporale tra la malattia e la comparsa dei sintomi, cioè perché Bulla prima diceva no, tu sei fuori ormai, no, ecco, anche a distanza di molti decenni può esserci ancora una relazione? No, generalmente cioè l'ipotesi è che l'incontro con Epstein-Barr sia in età molto giovanile e quindi nell'arco di pochi anni successivi, tant'è vero che quasi tutte gli esordi, io vi ho citato anche questi esordi estremi, ma più a livello aneddotico, cioè del bambino molto piccolo, della persona già avanti con gli anni, ma generalmente l'esordio è appunto mediamente sui 30 anni, quindi direi che il pericolo è scampato. Allora, ecco, altra domanda, siccome ho fatto il dentista per 40 anni, una trentina di anni fa c'è stato tutto le amalgame con le amalgame d'argento. Come è saltata fuori la questione? È stata molto spiacevole. Molto spiacevole. Sono quelle cose, forse avrete seguito anche la questione della CCSY, dell'intervento. Anche stati parecchi dibattiti in TV. No, ma dico, quella questione che era venuta fuori con un servizio delle Iene, dove si diceva che operare le giugulari poteva... non l'avete presente? Vabbè, insomma, assomiglia un po' come vicenda a quella. Quindi hanno preso una situazione molto molto diffusa, perché possiamo andarci tu tra colleghi, tu mi insegni che le amalgame in quegli anni ce le avevano praticamente tutti. No? Quindi hanno semplicemente detto andiamo a vedere se i malati di sclerosi multipla hanno le amalgame, e ce le avevano praticamente tutti. Non tenendo conto del fatto che anche i controlli avevano le amalgame, cioè anche chi non aveva la sclerosi multipla. Non è stato fatto assolutamente uno studio epidemiologico. Se fosse stato fatto in maniera corretta sarebbe come poi è emerso, che non c'era nessuna differenza di rischio di sviluppare la sclerosi multipla tra chi aveva le amalgame e chi non le aveva. Ecco, un'altra cosa... ho avuto due pazienti donne che avevano problemi, l'esordio con problemi oculari, dopo non ho più saputo niente, ma quelli sono frequenti? Quelli sono frequenti, come avevo mostrato forse in una tabella, diciamo la triade di esordio è appunto il motorio, il sensitivo e il visivo, quindi la neurite ottica nel 30% dei casi può rappresentare il sintomo d'esordio. E anche dal punto di vista prognostico però è un sintomo relativamente favorevole, cioè chi esordisce con sclerosi multipla tende ad avere un intervallo libero ampio, cioè dopo l'esordio passano magari 10 anni di media prima di avere un altro sintomo, mentre se si esordisce con un sintomo motorio generalmente in tempi brevi si tendono ad avere altre ricadute. Comunque è decisamente tipico e frequente. Sì, un'ultima cosa, ci sono associazioni frequenti o rarissime o inesistenti tra le varie malattie degenerative, quelle più frequenti, quindi Parkinson, Alzheimer? Allora con sclerosi multipla no, invece Parkinson e SLA sì, ci sono proprio delle forme geneticamente determinate di Parkinson più SLA ad esempio. No, sulla sclerosi multipla no, perché andiamo proprio su un versante di tipo disimmune infiammatorio, quindi il neurodegenerativo viaggia in parallelo nella sclerosi multipla, cioè sia l'infiammazione che la neurodegenerazione, però principalmente infiammatoria come malattia. Grazie. Prego, grazie a te.
Altri interventi? Prego. Allora, volevo chiedere una cosa che riguarda, io ho una figlia che quest'anno ha avuto questa brutta diagnosi, mi chiedevo dal punto di vista psicologico cosa si può fare per una giovane di 27 anni. Grazie della domanda. Dal punto di vista psicologico, allora il momento della diagnosi in un giovane è veramente, lei ahimè penso l'abbia vissuto direttamente, molto traumatico. Perché appunto è un'età nella quale bisogna anche, la propria vita deve prendere delle direzioni, quindi è un momento molto delicato, magari c'è un lavoro, non si sa se continuarlo, modificare, ecco, l'università, un fidanzato si sta per sposare, o magari già sposata, potrà avere figli, no, ma adesso dico in generale, è un giovane adulto, quindi è un momento molto molto delicato. Come dicevo prima, il supporto psicologico può essere molto importante, anche fondamentale. Deve essere, diciamo, portato da persone abituate, che purtroppo sono rare. Io ragiono un pochino partendo da una condizione, come dicevo a Giorgio, di isola felice, perché noi nel nostro centro abbiamo una psicologa dedicata, che devo dire è veramente una figura preziosissima. Cioè, secondo me in un centro, se si hanno un pochino di risorse anche economiche da investire, il contratto per la psicologa è una delle cose da fare, perché certe fasi sono importanti, farle accompagnare, però appunto, ripeto, da persone che sanno che cos'è la malattia. Diciamo, poi in una persona giovane, quindi femmina, ho capito, che esordio ha avuto? Che disturbi ha avuto d'esordio? A dir la verità, lei è andata a fare una risonanza magnetica. Quindi un riscontro occasionale. Occasionale per le emicranie che stavano peggiorando. Ecco, a volte poi succede. Aveva anche disturbi visivi, ma non che sono neurite, non la neurite, aveva disturbi. Ecco, diciamo, al di là del discorso psicologico, poi può fare già anche molto il confronto col proprio neurologo, nel senso che già io ho una ragazza che appunto è giovane, è donna, ha avuto un disturbo visivo d'esordio, vago, addirittura un riscontro quasi occasionale, incomincerei a rassicurarla moltissimo, sottolineandolo come quelli sono tutti elementi cosiddetti prognostici favorevoli. Quindi io le spiegherei, guarda che con questo quadro di malattia probabilmente tu non avresti grossi problemi per tanti anni, già di base. Poi, visto che adesso abbiamo tante medicine, meglio usarle, ci sono delle medicine, possono usare anche i giovani e non danno nessun problema, si tratta solo di ricordarsi di prendere una pastiglietta, e già quello magari aiuta, capire che non è una cosa così drammatica, che si può curare, con la quale si può convivere. Io poi porto sempre un po' di aneddoti, spiego, ho raccontato a lui che è un giocatore di basket che si è ammalato, professionista, si è ammalato a 22 anni, ha finito la carriera a 38 curandosi, giocando in Serie A, e quindi si può fare. Certo. Basta poi considerando con la consapevolezza di quello che ha fatto vedere il professore, anche delle norme dietetiche. Sì, ecco, dando magari dei suggerimenti, quindi al di là delle cure, se fumi smetti di fumare, cerca di muoverti un po', stai all'aperto. Quindi c'è una consapevolezza. Che poi io quando le spiego ai miei studenti alla fine dico, insomma, sono i consigli della nonna, perché ti dice mangia bene, non fumare, fai vita sana, quelli alla fine non ha niente di eclatante. Di straordinario, no? Basta volersi bene. Nessun altro? Mi permetto di concludere, è una cosa un po' tecnica, pensando adesso al virus. Lui va a lavorare sul DNA della cellula ospite, no? In questo caso dell'umano. Se ci sono già studi relativamente a questo, come possa eventualmente il virus indurre delle mutazioni a livello di DNA che poi portano
all'eziopatogenesi della sclerosi multipla. Abbiamo già degli studi a questo livello? No, beh, ci sono tantissimi studi legati ai meccanismi d'azione, alterazioni della metilazione, poi anche più banalmente possono essere dei meccanismi. Ecco, il problema della sclerosi multipla è che non trovi mai una cosa univoca. Unica, esatto, multifattoriale. Quindi ci sono tante... No, io non ve l'ho fatto vedere per non spaventarvi, però il network dei meccanismi immunologici legati alla malattia sono almeno una cinquantina di freccine che girano da una parte e dall'altra. Poi banalmente sul discorso virale è anche quello del mimetismo molecolare, quindi certe componenti proteiche di certi virus, in particolare l'Epstein-Barr, assomigliano alle componenti proteiche della mielina. Esatto, quindi c'è un'analogia proprio molecolare. Il sistema immunitario può montare una risposta protettiva rispetto al virus, tiene in memoria che quello è un aggressore, poi si confonde e va a attaccare la mielina. Quindi esatto, quello può essere un meccanismo più banale. Mimetismo, sì. Bene, se non abbiamo altri interventi, concludiamo questa serata straordinaria. Ancora grazie. Seppure per pochi. Sì, allo straordinario però per pochi. Abbiamo visto molto attenti, ma è certamente così, perché questa relazione è stata veramente importante. Sono passaggi fondamentali nella conoscenza di una malattia, di un comportamento sanitario, e quindi grazie ancora, professor Bergamaschi. Grazie a voi, veramente.